Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. La Regione Liguria riorganizza la misura Meglio a casa, destinata alle persone anziane, non autosufficienti e ai cittadini in condizioni di fragilità che necessitano di un supporto assistenziale temporaneo a domicilio. La misura potrà contare su una donazione finanziaria di 2 milioni di euro per rendere più semplice, veloce ed efficace l'accesso ai servizi. Ancora bollino rosso a Genova. Il livello di massima allerta per il caldo sarà attivo in città anche domani, martedì 21 luglio. Restano operativi i 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico, dedicati in particolare agli over 65 e ai pazienti fragili. L'accesso è diretto e gratuito dalle ore 10 alle ore 18. Sono in via di conclusione a Sant'Olcese gli interventi di messa in sicurezza della viabilità e di regimazione delle acque meteoriche finanziati da Regione con quasi 2 milioni di euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. L'inaugurazione delle opere è prevista nel mese di settembre. Parte per tutti i cittadini liguri affetti da celiachia la sperimentazione che consente di utilizzare buoni regionali per l'acquisto di prodotti senza glutine anche negli esercizi convenzionati della Lombardia. Il servizio è reciproco, anche i cittadini lombardi potranno spendere i propri buoni nei punti vendita aderenti in Liguria, un passo concreto per semplificare i servizi sanitari e tutelare i diritti delle persone celiache. Fondazione Teatro Acropolis, Scarti e Associazione Sarabanda uniscono le forze per dare vita al centro di residenza Liguria, residenze artistiche multidisciplinari. Si tratta del primo polo strategico per la sperimentazione multidisciplinare sul territorio ligure, che fa salire a 14 gli hub dislocati in tutta Italia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.